molto. Sul Durello secondo noi abbiamo centrato quello che volevamo, cioè un metodo classico che però mantenga sempre delle prerogative di freschezza e gioventù a livello olfattivo importanti. Mentre quello che è il metodo classico viene legato al territorio. Lo stesso Prosecco, sebbene sia in questo momento un luogo geografico, in realtà identifica l'uva. Mentre se guardiamo la DOC di metodo classico parliamo di Alta Langa, parliamo di Oltrepo, parliamo di Trento, parliamo di Franciacorta, dove c'è un'impersonalizzazione dell'uva e si va sulla personalizzazione geografica.